Per l'ultima batteria, Chiara Gatto in corsia 1, Chiara Ladelia in 2, Laura Franchini in 3, Anna Marcotti in 4, Teresa Malipiero in 5, Deborah Bernardi in 6, Eva Speranza in 7, Elisa Piccoli in 8. Verso la virata numero 6, 150 metri in questo momento, Angelica Piccini su Matilde Modolo a 4 centesimi, a 73 la Pavan che occupa la sesta corsia, è vicina anche Rachele Bonora in terza, quindi anche in questa batteria ci si gioca comunque l'accesso alla finale. Dovrebbe essere la portata per le due atlete che guidano il gruppo, Piccini alla 4 e Modolo in corsia 5, con quest'ultima che accelera proprio nelle ultimissime battute, vince in 2:07,96 piazzandosi in terza posizione, Piccini al momento in quarta.